Bene, eccoci insieme anche oggi. Chi ci segue sa che siamo sempre alla ricerca di eccellenze dal territorio e stavolta parliamo di una eccellenza della esclusività, quindi il top, insomma, in qualche maniera della editoria veneziana nel caso, perché parliamo di Scrinium, che è una organizzazione culturale, possiamo tradurla in una casa editrice, assolutamente sì, che gode del mandato fiduciario esclusivo per la realizzazione dei documenti dell'Archivio Segreto Vaticano. Ne ospitiamo il presidente, che è Ferdinando Santoro. Loro realizzano cloni, leggo, attraverso una minuziosa ricerca paleografica. Ed è di questi giorni la notizia della pubblicazione del testamento di Marco Polo, che risale al 1324, di cui tra poco vedremo anche un video di presentazione. Ci traduce questa cosa complicata che voi fate? Beh, è complicata. Grazie dottore innanzitutto dell'invito e dell'introduzione. È davvero complicata. In realtà è tutto parte da una relazione che noi instauriamo con le istituzioni conservatrici, sono queste istituzioni che lei ha nominato, tra l'istituzione dell'Archivio Segreto Vaticano, ma anche per il testamento di Marco Polo, il MIBAC con la Biblioteca Nazionale Marciana, e sono istituzioni che si affidano a noi e quindi alle quali noi ci affianchiamo poi per portare a compimento dei progetti di assoluto respiro. Si tratta di dare accessibilità, di restituire accesso a documenti che per la loro fragilità, per la loro delicatezza, per la loro unicità, per la loro importanza, non possono essere resi disponibili alla consultazione e al pubblico. Quindi Scrinium interviene affiancando l'istruzione nelle opere di tutela, quindi intervenendo nei restauri e poi operando per la divulgazione di questi documenti. Nello specifico noi stiamo parlando di analisi biochimica del documento, perché partiamo proprio dall'analisi della genesi dei materiali che costituiscono questo documento. Mi piace citare il testamento di Marco Polo per focalizzare l'attenzione di chi ci sta ascoltando verso il tema, o degli atti integrali del processo ai Templari custoditi da 700 anni. Ecco, di questo parliamo dopo. Se mi permette darei la linea alla regia, che intanto diamole il tempo di prepararsi, e le chiedo una curiosità, tanto per ingannare un attimo e dare il tempo al mio collega di mandare in onda il video. Io sto ammirando le sue mani, per dire, le sue mani hanno toccato questi capolavori, toccano questi capolavori. Allora, le mie mani, i miei occhi vedono questi capolavori, è già un privilegio del quale sono fiero. Ho visto... Toccare o vedere, insomma, essere a tu per tu con l'originale del testamento di Marco Polo è un'emozione. A tu per tu con i documenti originali è una grandissima emozione. È quello che mi ha spinto poi a perseguire a percorrere questa via, talvolta impervia, a perseguire questo progetto. È proprio l'emozione che si prova di fronte a un documento che porta con sé 700 anni di storia. Lo vediamo? Ecco, adesso dovremmo essere pronti. Vediamo il testamento di Marco Polo. Era scritto nel libro del destino. Dopo 24 anni rivedo questa meravigliosa città di isole. Ora Venezia non è più un sogno per me, è realtà. I miei occhi hanno visto deserti sconfinati. Ho appreso i costumi e la lingua dei tartari e ho servito con ogni onore e riguardo alla corte del Gran Khan. Nessuno al mondo ha tanta ricchezza quanto lui. Passati tanti anni in queste terre, con mio padre e mio zio Niccolò, decidemmo di tornare a Venezia. In questo documento sono vergate le mie ultime volontà, l'unica testimonianza della mia esistenza. Voglio essere sepolto vicino ai parenti più stretti nella cappella di San Lorenzo. Ho preparato tutto con estrema cura, come ho sempre fatto prima di ogni partenza. Ho rimesso debiti, ho fatto del bene a chiese e monasteri e ho affrancato Pietro, il mio schiavo tartaro. Vorrei allontanarmi in breve tempo dai tormenti del purgatorio e avvicinarmi in fretta al paradiso.
Eccoci qua. Allora, precisiamo che le vostre riproduzioni sono in poche centinaia di esemplari, Assolutamente. costano qualche migliaio di euro, quindi diciamo sono Assolutamente per amanti, studiosi, collezionisti, tutte che immagino già vendute in prevendita, o perlomeno sarà la gran parte, perché i vostri titoli sono, ad esempio, ne cito alcuni: La bolla Antiquorium Habet Fidem, Gli atti del processo ai Cavalieri Templari, che è stato il vostro best seller, insomma, 850 copie mi diceva prima. 799 esemplari. 799. Per l'esattezza. Poi la supplica dei pari d'Inghilterra a Papa Clemente VII per l'annullamento del matrimonio di Enrico VIII con Caterina d'Aragona, quindi un documento del 1530, e poi gli unici scritti autografi di San Francesco di cui stavamo parlando adesso, di cui tra poco vedremo anche un altro video. Come si svolge il lavoro però di riproduzione? Perché non è solamente copiare. Assolutamente no. Parlavamo prima dell'analisi biochimica e poi dell'analisi paleografica del documento. Che significa? Che significa lo studio delle tracce dell'inchiostro, significa lo studio dei segni, significa lo studio delle abrasioni, che qualche volta sono casuali, legate al tempo, all'usura, e in altri casi sono assolutamente volontarie. Quindi andare a identificare tutti i segni che sono impressi, che sono tracciati nel documento, per restituire il mondo che l'ha concepito. In realtà il documento diventa una finestra nella storia, perché attraverso il documento e la sua genesi si vanno a ricostruire fatti salienti. Negli atti del processo Templari, peraltro 6 metri di pergamene contenenti le deposizioni di 72 dignitari dell'Ordine Templari, trascritte e tradotte rigo per rigo dagli ufficiali dell'Archivio Segreto Vaticano. Ma i fortunati che hanno acquistato questa opera, avevano un libro o avevano una pergamena lunga, quello che lei... Allora, le pergamene vengono riprodotte fedelmente, sono ricostruzioni scientifiche, noi le chiamiamo cloni, ricostruzioni scientifiche, perché le riproduciamo per quanto possibile utilizzando le antiche tecniche di produzione. Spesso imprimiamo i testi sulla pergamena, in altri casi utilizziamo delle pergamene sintetiche per garantire la durata del tempo, per l'inalterabilità del tempo. Ecco, scusi, per non ingenerare confusione, voi per la riproduzione di questi cloni utilizzate le moderne tecniche, cioè non è che avete gli amanuensi banali? No, assolutamente che riproducono... no, perché l'amanuense in qualche maniera andrebbe a disturbare e andrebbe a reinterpretare, andrebbe a creare delle personalizzazioni, si passerebbe dal mondo della soggettività, e non sarebbero più delle ricostruzioni scientifiche, non sarebbero dei cloni. Quindi utilizziamo la tecnologia, utilizziamo il digitale per rilevare le tracce e poi andare a imprimere nei supporti membranacei, nelle pergamene, piuttosto che negli altri supporti che individuiamo, con tecniche di stampa avanzata da retino stocastico, ma anche utilizzando torchi per imprimere sulla pergamena. E queste stamperie che producono i vostri cloni sono in Italia? In Italia e all'estero, fa parte dell'expertise di Scrignium, cioè proprio l'individuazione di queste eccellenze a livello internazionale che ci permettono di restituire un prodotto sempre gradito all'istituzione che poi ci commissiona l'opera. Siete un'eccellenza di eccellenze. La ringrazio, dottore. Se la regia è pronta, a proposito di eccellenza, vediamo un altro bel filmato, che è quello dedicato agli scritti autografi di San Francesco.
beltà, perché il termine bellezza mi pare quasi inappropriato, che sia qualcosa di più aulico. Per concludere, ogni vostra opera quanto tempo necessita? Voi editate un titolo, forse 2 all'anno? La nostra media è di un titolo all'anno. Mi piacerebbe arrivare a lavorare a un paio di progetti all'anno contemporaneamente, perché in realtà potremmo farlo nella misura in cui i comitati scientifici sono intimamente legati agli istituzioni committenti, quindi una parte del lavoro, che è quella della produzione dell'offerta culturale, chiaramente si può esternalizzare rispetto alla struttura. Mediamente quindi un prodotto all'anno, abbiamo un record con i Templari di 7 anni per arrivare all'edizione dell'opera, per varie questioni, ma anche per le difficoltà che portava con sé il progetto, perché andare a leggere le muffe, sotto le muffe di 6 metri di pergamena non è stata un'impresa semplice per gli ufficiali dell'Archivio Segreto Vaticano, che hanno dovuto utilizzare le più moderne tecnologie, ma anche la lampada di Wood per andare proprio a ricostruire il tratto grafico, cioè ciò che era impresso in origine. Il tutto, una volta riletto, viene riportato in questi volumi di atti. In realtà noi pubblichiamo tutto quello che accade intorno al percorso di ricerca sul documento, quindi l'edizione critica, i restauri, gli studi e quant'altro. Grazie, devo chiudere in velocità, rimarrei a parlare veramente per ore con Ferdinando Santoro, che è il presidente di Scrignium, questa eccellenza di eccellenze che ha sede a Mestre, organizzazione culturale veneziana, ma insomma casa editrice di altissimo lignaggio. Buon lavoro. Grazie, dottore. A voi, alla prossima.